Ah, aiuto! Oh Gesù! Che direzione va? Verso Domanins. L'unica cosa è che non si può proseguire dritto al momento. Perché io dovevo raggiungere questa zona qua. Ho capito. Va bene, dai, allora vado a destra. Grazie, ciao. Ok, questo percorso più o meno lo conosco un po'. L'avevo già fatto una volta. Ci tocca tornare indietro, non facciamo il tratto lungo, visto che ci saranno esercitazioni ancora per un po'. Comunque tra poco raggiungeremo l'altra strada provinciale, quella che stavamo percorrendo prima da Cordenons, che porta sempre verso i Guadi. Tra poco usciremo e andremo a destra e cominceremo il nostro percorso. Mentre nella variante che avevo ideato mentre venivo qua, avrei preso tutto il tratto per di là e sarei sbucato qui. Dunque entro da qua, poi vedo se riesco a infilarmi dentro il sentiero, oppure tirerò dritto e farò il pezzo successivo. Questo pezzo era interessante e carino e si poteva fare tutto lungo Argine fino a Fiume Veneto, comprendendo anche questo, cioè da il Guado fino alla fine di tutto il percorso. Purtroppo, se nessuno ha fatto più manutenzione, a meno che qualcuno non voglia venire con me a darmi una mano con del cespugliatore eccetera per dargli una pulita. Ecco, accidenti. Per fortuna mi sono portato via il macete, tutto pieno di spini. Non si va più da nessuna parte, cioè c'è ancora un po' di traccia ma non prosegui più, devi camminare a gattamao. Direi di lasciar perdere per il momento questo tratto, altrimenti non ne veniamo più fuori, e cercare di raggiungere un percorso che magari è più pedalabile. Vabbè, proviamo di qua, dai. Qua sembra un po' più pulito, forse no. Questo è un percorso per gnomi. Fighissimo però. Ragni dappertutto. Ho mangiato un ragno, credo. Aspetta che tolgo almeno la ragnatela dalla bocca. Yeah. Fantastico, adoro ste cose io. Ah, qua c'era l'altra uscita. Bene, qua si può tornare su sulla parte cementata dell'Argine e sbucare la via. Comunque dovremmo riuscire a concluderlo, forse. Di nuovo sull'Argine. Dai, andiamo su. Non mi ricordo. Ah no, ecco qua. Yep. Yes. Ah. Ah. Yeah.
Cavolo, non vedo niente. Oh. Yeah! Bellissimo! Comunque l'altra parte, quella più in là, senza ragni, che abbiamo fatto con Davide l'altro giorno, era messo decisamente meglio di questa. Altro ragno. Sono pieno di ragni dappertutto. Oh, mi pare riconoscerlo sto tratto. Ma devo stare attento, a parte che non si vede niente, ma ci potrebbe essere di tutto sul percorso. Per fortuna ho portato via i pantaloni lunghi e le scarpe da trekking. Ehi. Diciamo qua. Ok, questo è il pezzo più malmesso. Raggiungere quello programmato che è laggiù. Che bellezza. Ora si va di qua. Penso che passerò di qua come si faceva una volta.